Silvio, Pietro, dove siete? Non la lascia. Chi la lascia? La vuoi pure tu? Solo se mi sleghi. La sigaretta in catene non funziona. Non se ne parlo proprio, senza offesa. Ti mette paura, eh? Sei ingrassato. Certo che tiene una fortuna, voglio. Quella volta bastavano 10 secondi in più. Oh, ci muoviamo o no? È vero, però sei stata tu che hai commesso un errore. Che se mi esamini voi. Ma ti fanno fare carriera un'altra volta. Ma quando mai? La carriera già l'hai fatta una volta con la sottoscritta, no? Può darsi che mo fai il bis. La tua carriera, Maria, tra noi due che ha fatto carriera sei tu. Mo sei un boss. Sì, ma sto pure stanca. Ma chiudo gli occhi e mi metto a dormire. Io sono capace di dormire a comando, sai? Ci credo. Ti ho portato il bicchiere d'acqua. Grazie, bella. Noi ci siamo già viste, è vero? Ah. Mi hai sparato un caricatore addosso. Era meglio se mi arrestavi tu, anziché il tuo collega. Perché? Le donne devono fare carriere più degli uomini. E se mi arrestavi tu, la carriera te la facevano fare per forza. Ho tutta la vita davanti. Pure io dicevo, tengo tutta la vita davanti. Poi un giorno ti pieghi e ti fa male la schiena. E allora dici, Gesù, ma quella la vita sta passando veramente. E allora che succede? E allora succede che vuoi essere libera. Ma la libertà la gente non lo capisce. Vuol dire essere innamorata. Non ci sta niente da fare così. Tu sei innamorata? Si vede tale e quale dagli occhi che sei innamorata. Ora devo andare. Vai, bella. Però devi dire ai tuoi superiori che io sto in dialisi e devo andare in ospedale un giorno sì e uno no. E devono pure chiamare subito il mio avvocato. Riferirò. Poi? Come ti chiami? Laura. Grazie, Laura. È arrivato l'avvocato? No, non ancora. Ti ho portato qualcosa da mangiare. Ecco. Grazie, Laura. Vi dovete spicciare. Se non mi faccio la dialisi posso avere una crisi. E se ho una crisi dentro a questa cella, su cazzi del capo tuo. Sono io che passo dalla parte della ragione. Sì, dobbiamo aspettare comunque l'avvocato per accertare le tue condizioni. Poi ti portiamo in ospedale. Chiamo un'ambulanza. Dov'è che passo? State in questura. E Pietro? Stiamo mangiando. E Sergio, Stefano, dove sono? Tu vuoi che ci sia? Allora ti spacco, non ce ne sta. Bisogna portarli in ospedale. Senti, contatta Cafazzo e diglielo, d'accordo? Vai, vai. Sbrigati! Cavasso non riesco a rintracciarlo. E l'ambulanza? Sta arrivando, però c'è bisogno di un agente di scorta. Reale, ci seguono con la volante. D'accordo. Veloce! Ti mando subito una volante in appoggio. Ricevuto, Pietro. Senti. Ti mandano adesso.
ragioniamo. Accosta lentamente. Ma che sta succedendo? Oh, diamine! Non ti muovere, non ti muovere, non ti muovere. Che vuoi fare? Io e te abbiamo finito di parlare, state zitta. Tieni paura di morire? La prossima volta vi imparate a mettere contro me. Pensavate che era così facile? Prima di cantare vittoria la dovete uccidere a Maria Coppola. Non ci posso fare niente se ci vai di mezzo tu. Mamma bella mia, non tengo il tempo di mettermi a fare distinzioni. Ma cosa vuoi fare? Vuoi uccidermi? Se pensi che mo ti metti a parlare e mi cominci a non ucciderti, stai fuori strada. Le cose non vanno così. Dammi le chiavi. Scendi. Cammina. Inginocchiati.